benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Smantellata una piazza di spaccio a Riposto nel Catanese, 10 arresti, la banda trafficava droga anche a Giarre e a Mascali. A Palermo 5.000 i consumatori di crack, l'allarme di padre Garau a Buongiorno Sicilia. Per il sacerdote anche il recente grave furto nella chiesa di Borgo Nuovo sarebbe opera di tossicodipendenti. Sempre a Palermo ancora un'auto incendiata allo Zen, il quartiere presidiato dalle forze di polizia dopo i ferimenti, i roghi e i colpi di fucile esplosi contro centri scommesse e garage. Per lo scandalo dei referti istologici in ritardo di mesi, dopo gli ispettori regionali arrivano gli inviati del Ministero della Salute. Catania, sit-in dei dipendenti del call center Mix di Motta Sant'Anastasia per salvare 200 posti di lavoro. Torna il caos nella magnifica Scala dei Turchi di Realmonte, assalto dei turisti a rischio sicurezza, senza controlli e senza gli scaglionamenti previsti dalle regole. Calcio a Palermo, finita l'era di Dionisi. La proprietà inglese è pronta ad annunciare il suo sostituto. Il Catania vince il derby e centra il suo 6º risultato utile consecutivo, scalando la classifica. Il Messina resta ultimo, mentre il Trapani perde per la 4ª di fila e precipita nella crisi. Bentrovati, a Riposto nel Catanese 10 arresti per traffico di droga. La banda, composta da spacciatori legati da vincoli di parentela e compresi 2 minorenni, trafficava droga anche a Giarre e a Mascali. Simona Mazzone. Ci sono anche 2 minorenni tra i 10 arrestati accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di droga nel comprensorio tra Giarre, Mascali e Riposto. Il blitz dei carabinieri, oltre 100 impegnati nell'operazione chiamata Caronte, è avvenuto alle prime luci dell'alba, smantellando di fatto un'organizzazione familiare dedita al traffico di stupefacenti, attiva nel rione popolare di Via De Maio a Riposto. Li vedete immortalati dalle telecamere durante l'attività di spaccio. Un acquirente con la droga contenuta in una busta entra velocemente in auto e si allontana. Poi un altro si rifornisce di stupefacenti entrando da un cancello e dirigendosi direttamente in casa di uno degli spacciatori. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania e dal Tribunale per i minorenni Etneo e condotte dai Carabinieri di Riposto, avviate nell'ottobre del 2023 dopo una violenta rissa con mazze e bastoni, hanno permesso agli inquirenti di ricostruire, anche grazie all'utilizzo di intercettazioni e alla visione delle immagini, un ingente traffico di droga in cui era coinvolta un'intera famiglia. Palermo, a commettere il grave furto nella chiesa di Borgo Nuovo potrebbe essere stato qualche tossicodipendente da crack. A rivelarlo è padre Antonio Garau, che ha aggiunto a Buongiorno Sicilia: in città ormai sono 5.000 i consumatori di crack. Marco Gullà. Sempre più giovani fanno uso di crack. 5.000 dosi sequestrate nei giorni scorsi rappresentano un segnale preoccupante. È l'allarme lanciato da padre Antonio Garau, parroco del quartiere Borgo Nuovo a Palermo. Se fino a qualche anno fa il crack si acquistava solo a Ballarò, ormai lo stupefacente ha valicato ogni confine periferico, arrivando anche in altri quartieri. Questa mattina a Buongiorno Sicilia lo sfogo di padre Garau, che proprio qualche giorno fa ha denunciato il furto di calci e ostie consacrate nella sua parrocchia. E questi ladri saranno sicuramente povera gente, magari saranno i famosi drogati del crack. Qua si parla di migliaia di persone che fanno uso di crack. Si diceva con Zavattelli l'altro giorno in un convegno che sicuramente ci sono almeno 5.000 persone, quelle che si sanno, che fanno uso di crack. Gli spacciatori di crack, per invogliare il cliente a provare la sostanza, regalano la prima dose, un modo per avvicinare il potenziale consumatore ad una rete sempre più pericolosa. E anche a Catania si spaccia crack. È stato arrestato un giovane in scooter nella zona del porto, sorpreso con 10 dosi di crack in attesa di un cliente a cui vendere la droga.
Torniamo a Palermo, ancora incendi dolosi e raid vandalici nella notte dallo Zen a Borgo Nuovo, passando per la Calza. Non si ferma l'ondata di violenza di strada e di vandalismo. Maglio Viola. È sempre allarme violenza e microcriminalità a Palermo, dal centro alla periferia, dalle sparatorie agli incendi dolosi passando per aggressioni di strada e rapine. Non passa giorno senza che se ne debbano raccontare almeno 2 o 3. In queste ore i carabinieri stringono le manette ai polsi di 2 giovani di 20 e 22 anni. Sarebbero stati i responsabili dell'accoltellamento di un terzo giovane colpito all'addome e a una gamba nello scorso mese di gennaio nel popolare quartiere del Borgo Vecchio. Alla base di tutto una lite per futili motivi, finita con il ricovero della vittima all'ospedale civico in condizioni serie. Ma per una vicenda spiegata numerose altre ne accadono. Oltre al quinto raid vandalico di seguito a Borgo Nuovo, ancora auto in fiamme nella notte allo Zen, dove è in corso una faida per il controllo delle scommesse clandestine e dello spaccio di droga. In questo caso a bruciare è stata una Panda parcheggiata in via Sandro Pertini. È la 7ª auto gravemente danneggiata fra incendi e colpi di fucile. La scorsa settimana ha dato alle fiamme anche un centro scommesse, mentre contro un altro sono stati esplosi colpi di fucile, così come contro un'auto e un garage, mentre sono 2 i feriti a coltellate o a colpi di fucile da caccia, le cui vicende sembrano comunque riconducibili alla medesima faida. Auto bruciate nel fine settimana anche in provincia, a Partinico, e come se non bastasse si avvicina la festa di San Giuseppe e con essa la tradizione delle vampe. Le prime cataste di legno vecchio sono state date alle fiamme in queste ore alla Calza e nei prossimi 2 giorni sarà una escalation di questi incendi. Catania, arrestato un uomo accusato di aver rapinato un anziano a febbraio in un locale di distribuzione di bevande e snack H24 nel centro storico della città. Il malvivente ha sorpreso alle spalle la vittima e dopo averla minacciata di morte le ha sottratto i soldi che aveva nella giaccona. A inchiodarlo le immagini di videosorveglianza che stiamo vedendo. Gli ispettori regionali della sanità ricostruiscono le responsabilità nei ritardi dei referti istologici dell'azienda sanitaria di Trapani. Il manager Croce è accusato e adesso arriveranno gli ispettori del Ministero della Salute. Luca Ciliberti. La riservata relazione degli ispettori inviati dalla regione siciliana all'ASP di Trapani, diventata presto di dominio pubblico, rischia di avvelenare ancora di più i pozzi della sanità siciliana. Nella relazione si analizzano il numero dei referti di anatomia patologica in carico all'azienda sanitaria di Trapani tra il 2022 e il 2024, i referti istologici diventati oggetto di accusa di mala sanità perché i ritardi accumulati sono 3.300 esami relativi al 2024 e poi ai primi 2 mesi del 2025. Da lì sono emersi il 5% di casi positivi che tradotti sono diventati circa 160 casi di tumore che avrebbero potuto essere intercettati in fasi precedenti. In alcuni casi la malattia è degenerata inevitabilmente. Nella relazione si evince che la principale causa dei ritardi, secondo l'ASP di Trapani, è la carenza di medici anatomopatologi e il numero di carico elevato. Su 2.500 esami annui ne sarebbero stati completati solo 500 e nel migliore dei casi 1.700. Il dossier parla anche di disorganizzazione, attribuendo responsabilità alla gestione attuale e precedente. Insomma, tutti erano a conoscenza dei ritardi e tutti, a modo loro, si sono mossi per il superamento delle criticità. L'ex direttore sanitario Maria Grazia Furneri, che fu la prima a evidenziare ritardi, carte e email alla mano, fu trasferita e Ferdinando Croce, subentratole, eredita una situazione complicata e si adopera subito per smaltire i referti. I tempi della burocrazia e della politica si allungano inesorabilmente e si arriva alla situazione attuale. La ex manager, da noi contattata telefonicamente, conferma di aver chiesto di accorpare i 2 reparti che effettuavano gli esami per velocizzare l'iter, che allora era di circa 90 giorni di attesa. Croce, dal canto suo, conferma che dal suo insediamento ha segnalato il caso all'assessorato, diretto allora dall'assessore Giovanna Volo, che solo di recente ha lasciato il posto a Daniela Faraoni. I punti, messi nero su bianco adesso nel dossier della salute regionale, saranno oggetto anche di controllo degli ispettori ministeriali inviati dal governo. L'intento è quello di fare luce su una vicenda incresciosa consumatasi sulla salute dei siciliani. Il retrogusto però è quello che dietro questo nuovo scandalo si stia consumando una partita politica giocata su altri tavoli. A Catania a rischio il posto di lavoro dei 200 operatori del call center Mix. Oggi il sit-in dei dipendenti che continuano a lavorare senza ricevere lo stipendio da 2 mesi. Giusy Lazzara.
Dignità, chiediamo, noi abbiamo dato sempre professionalità, 15 anni abbiamo lavorato, fino ad oggi lavoriamo anche senza stipendi. C'è la possibilità di continuare gli ammortizzatori sociali, ma questa proprietà è sorda e vuole proseguire per questa strada. Abbiamo uno stato d'animo che è a terra proprio e nonostante questo ci impegniamo. Questi dipendenti del call center Mix di Motta Sant'Anastasia nel Catanese. A rischio ci sono 200 operatori che restano col fiato sospeso in attesa di sapere quale sarà il loro futuro. Per 27 di loro invece è già pronta la procedura di licenziamento decisa dalla nuova proprietà, subentrata ad agosto sotto la garanzia del Ministero dell'Industria. La situazione è drammatica, lavorano da oltre 15 anni per un committente importante. Oggi siamo qui a protestare davanti alla sede di Enel, che è sempre stato attento alle garanzie occupazionali date sui territori. Non ci stanno i dipendenti che chiedono interventi urgenti. Abbiamo anche proposto all'imprenditore di aprire, di fare la richiesta di ammortizzatore sociale, ma lui a quanto pare non ne vuole sentire perché vuole solo ed esclusivamente chiudere la partita con i licenziamenti anche coatti. Comincia per gli addetti dei call center un periodo difficile con l'avvio delle trattative tra le parti sociali e l'azienda. Restiamo a Catania, nuovo piano regolatore del porto e utilizzo delle coste siciliane al centro di un incontro stamane. Giusy Lazzara. Un traguardo che non sarebbe tanto lontano. Per il nuovo piano regolatore del porto di Catania si avvicina il giorno del passaggio al Consiglio Comunale per l'approvazione dello strumento urbanistico. È uno strumento di pianificazione, non può prescindere da principi universalmente condivisi, quali quelli della sostenibilità ambientale, quelli della valutazione dell'impatto sul territorio, sul turismo e sulle condizioni e lo sviluppo commerciale di questa città, in modo tale da evitare sovrapposizioni, quella di una coerenza e di una visione che sia appunto coerente con quelle che sono le vocazioni insite in questo territorio. Questo si intreccia con il piano di utilizzo del demanio marittimo, strumento che nessuna città siciliana, eccetto San Vito Lo Capo, ha adottato per le difficoltà burocratiche. Questi i focus analizzati oggi a Catania in un incontro al Palazzo della Cultura. Resta aperta la questione sul nuovo assetto del porto a Catania, che le associazioni civiche chiedono rispetti vincoli ambientali con l'ampliamento del Molo Nord e la cementificazione prevista nel nuovo piano urbanistico. Tamponamento sull'autostrada 19 Palermo-Catania all'altezza di Casteldaccia, 10 veicoli coinvolti. L'incidente si è verificato in direzione Palermo creando code di chilometri e quindi l'informazione importante per chi transita in autostrada ed è diretto nel capoluogo, l'uscita obbligatoria è Casteldaccia. Agrigento, capitale della cultura, ritardi e tagli agli eventi e non è stato ancora approvato il bilancio per sbloccare i fondi. Davide Sardo. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, parte in salita. 2 importanti eventi previsti nel programma sono stati rinviati per mancanza di fondi. L'incontro con i filosofi Massimo Cacciari, Vito Mancuso e Marcello Veneziani, inizialmente previsto per il 9 aprile, e l'Efebo d'Oro, il premio cinematografico che sarebbe dovuto ottenere dal 27 al 29 marzo. Al momento non ci sono nuove date per il recupero. La Fondazione Agrigento 2025 non è riuscita a garantire risorse per coprire i costi di viaggio e ospitalità degli ospiti, mentre il Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema ha motivato la cancellazione dell'Efebo con la persistente incertezza sul sostegno economico. Nonostante le difficoltà, la Presidente della Fondazione, Maria Teresa Cucinotta, assicura che a breve sarà approvato un bilancio che consentirà di sbloccare i fondi necessari e recuperare gli eventi. Ho preso consapevolezza di tutta la situazione, la manifestazione e quindi mi sto impegnando un po' anche per recuperare sicuramente il tempo perduto. Il lavoro è tanto, e lavoro moltissimo, devo dire, tutti i giorni con un impegno veramente dedicato totalmente. Però è una manifestazione, come ho detto più volte, che non possiamo, un'occasione che non possiamo perdere. Tuttavia l'assenza di un bilancio ha già causato rallentamenti anche nell'organizzazione, con la sospensione di alcuni bandi per l'assunzione di figure professionali. Sul sito ufficiale della manifestazione l'ultimo comunicato stampa risale al 18 gennaio. Resta da capire se e quando la macchina organizzativa riuscirà a ripartire davvero. Torna all'anarchia alla Scala dei Turchi, uno dei siti più straordinari della Sicilia, preso d'assalto dai turisti, ignari dei pericoli nella zona ovest interdetta per rischio crollo e senza sorveglianza. Maria Amico chiede interventi urgenti al prefetto di Agrigento. Ascoltiamo Desiree Ferlito.
La Scala dei Turchi a Realmonte nuovamente presa d'assalto dai turisti in modo completamente abusivo, con gravi rischi per la sicurezza e per la tutela del patrimonio naturalistico. Il principale problema riguarda la totale assenza di sorveglianza e il mancato rispetto delle regole di contingentamento per i visitatori. Una cartolina nella zona ovest della Scala dei Turchi, dichiarata inagibile perché a rischio crollo, invasa da ignari turisti senza che nessuno intervenisse per fermarli. È l'ennesima denuncia dell'associazione Mare Amico, che identifica nel recente scioglimento del Consiglio Comunale di Realmonte e la sfiducia alla sindaca Sabrina Lattuca la causa degli effetti devastanti per uno dei luoghi più iconici della Sicilia, rimasto privo di attività di controllo e vigilanza. A fronte di questa situazione allarmante, Mare Amico ha inviato una lettera al prefetto di Agrigento e all'assessore regionale al territorio e ambiente, chiedendo un intervento urgente per ripristinare la gestione responsabile del sito. L'obiettivo è riprendere il percorso di tutela e valorizzazione per garantire la sicurezza dei visitatori e la conservazione di uno dei luoghi più straordinari della Sicilia. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con le ultime ore di Dionisi sulla panchina del Palermo e il Catania che vittorioso nel derby con il Messina scala la classifica. State con noi. Siamo al calcio a Palermo, finita l'era di Dionisi, la proprietà inglese è pronta ad annunciare il suo sostituto, Marco Bullà. Alessio Dionisi, a meno di clamorosi colpi di scena o ripensamenti, sarà esonerato. Dopo la sconfitta eterna rimediata con la Cremonese, il club rosanero, approfittando della sosta di campionato, ha deciso quindi di esonerare Dionisi. La piazza chiedeva un cambio da tempo, ma il City Group ha sempre confermato l'allenatore, non supportato però dai numeri. Il Palermo è nono e fuori dalla zona playoff, gli obiettivi prefissati erano ben altri. Dopo un'attenta riflessione si sta procedendo con l'esonero. Al posto di Dionisi potrebbe arrivare Gianni De Biasi, allenatore esperto con un passato a Palermo ma da calciatore. Ma De Biasi è una delle ipotesi, non solo lui. Tra i papabili per prendere il posto di Dionisi ci sono anche Andreazzoli, Gilardino, Liverani, Ballardini, Vivarini e Aquilani, allenatori esperti che vogliono tornare ad allenare e accetterebbero volentieri di rimettersi in gioco anche a campionato in corso. Il Palermo ufficializzerà la decisione solamente dopo aver trovato il nuovo allenatore, che potrebbe essere in città per la ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì. Il Catania vince il derby con il Messina e scala la classifica, decisivo il gol di Lunetta. E le belle notizie non riguardano solo i 3 punti raccolti in una partita difficile. Marco Carli. Partire dai numeri non racconta tutto ma aiuta. 2 vittorie di fila, 6 risultati utili consecutivi, miglior striscia finora raccolta in campionato, 3 successi nelle ultime 4 trasferte. 6° posto in classifica, 4 punti dal Crotone, 4º, prossimo avversario al Massimino. Il momento migliore del 2025 del Catania e forse della stagione corrisponde con un successo sofferto, difficile, spigoloso, ma importante. Decide Lunetta su bella azione d'angolo. Il numero 23 è l'emblema dei giocatori che si sono già riaffacciati o lo stanno facendo nel gruppo di Toscano. E questa è l'altra notizia, in fin dei conti anche qui si tratta di numeri, più scelte e anche qualche sorriso. In panchina giocatori che a prescindere se iniziano dall'inizio entrano a partita in corso, hanno qualità per tenere alto il livello del match, il livello di intensità, il livello di qualità. Il nostro obiettivo è questo, di portare tutti allo stesso livello, avere tutto l'organico e giocarci le nostre carte. Il Messina ha creato qualche grattacapo nel primo tempo, ha colpito una traversa nella ripresa con Tordini e ha costretto Dini, ancora decisivo, a parare su Costantino. Il Catania non è stato cinico, non è riuscito a chiuderla, ma intanto dalla panchina si alzavano fra gli altri Dal Monte e Di Tacchio. Tutti ingredienti di fiducia, come l'ennesima prestazione positiva di Quaini, che si conferma prezioso jolly e guarda così al futuro. Sicuramente le ultime 2 sono state 2 vittorie importanti, poi abbiamo recuperato giocatori, quindi nelle rotazioni è una cosa importante perché riesce a cambiare le partite e siamo contenti e dobbiamo continuare su questa scia. La crisi di Trapani e Messina, i Granata hanno perso la 4ª gara consecutiva, i giallorossi, se il campionato finisse adesso, sarebbero retrocessi senza poter disputare nemmeno il play-out. Francesco Triolo.
Due siciliane in crisi, ma due crisi profondamente diverse, quelle di Messina e Trapani, perché se da un lato c'è quella sportiva che accomuna entrambe in questa fase del campionato, il Messina, deve far fronte anche a quella societaria che mette a serio rischio persino la sopravvivenza stessa del club. La proprietà di AAD Invest è sparita, dissolta, gli unici spifferi arrivano dal comune di Messina col sindaco che tenta di trovare una via d'uscita, prima con Antonini, adesso col gruppo americano che si è fatto avanti, già con 2 call dirette. Ma il tempo stringe ed aumenta il rischio di nuove penalizzazioni che possono gravare su una già critica situazione di classifica. Se dovesse terminare oggi il campionato, i giallorossi sarebbero retrocessi senza nemmeno passare dall'ancora dei play-out, visto che il vantaggio della Casertana è salito a 9 punti. Servirebbe un miracolo per una squadra alle prese con difficoltà quotidiane. Rappresentiamo una città bellissima che trasuda calcio, che ha una passione incredibile, infatti per questo speriamo che le istituzioni ci aiutino a rimettere questa situazione a posto a livello societario, perché noi sul campo purtroppo ci mancano 13 punti e sono tanti che ci hanno tolto, ma combatteremo e daremo l'anima fino all'ultimo secondo delle possibilità che abbiamo. La quotidianità è pagare gli affitti e quello che ti manca e i punti tolti, e quindi la quotidianità dei ragazzi è caratterizzata da queste cose qui. Se il Messina non vince da 7 giornate non sta meglio il Trapani, che ha perso le ultime 4 partite, l'ultima in casa col Giuliano. L'esclusione di Turris e Taranto ha acuito la situazione in classifica, con i Granata sempre più distanti dalla zona play-off. Nelle ultime 6 partite la squadra di Torrente ha realizzato appena 2 reti, una nel vittorioso derby di Messina, una ininfluente proprio ieri contro il Giuliano. Troppo poco per le ambizioni di inizio campionato del presidente Antonini. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.